e sono subentrate nuove aziende di soggetti extracomunitari e quindi produzione e non conferiscono il mercato. Questi sono estranei alla vita nostra. Ecco, questo modello, questi new entry, come si sono consolidati? Questa è la domanda che noi, come Chioggia Automercato, ci siamo posti in questi anni. C'è in atto sicuramente una concorrenza sleale che può portare a una crisi del nostro settore. Io confido nella politica Chioggia regionale per attivarsi, per creare le condizioni che questo non accada. Sabato scorso al congresso di Forza Italia i rappresentanti delle categorie economiche cittadine sono state invitate a parlare dei temi loro congeniali e per quanto riguarda il mondo agricolo è stato invitato a parlare Giuseppe Boscolo Palo in rappresentanza della società Chioggia Ortomercato del Veneto e del Consorzio di tutela del radicchio di Chioggia IGP. Ha ricordato Palo le dichiarazioni del sindaco esternate a suo tempo con cui affermava di voler indire un bando per restituire la gestione della parte orticola del mercato ai privati, augurandosi che ciò avvenga. Ha sottolineato Palo l'aumento della presenza di aziende agricole extracomunitarie distanti dal modello ortolano-clodiense, produttrici principalmente di radicchio. Avrebbe voluto chiedere quanto del programma elettorale stipulato per il mondo agricolo sia stato finora rispettato, anche se a suo dire per esperienza diretta direi praticamente zero, anzi sotto zero se si fa riferimento alla gestione del mercato di brondolo affidato a SST. Avrebbe voluto chiedere le motivazioni per cui le richieste di convocazione della prima commissione consiliare, presieduta dal consigliere Marco Lanza, non siano state soddisfatte. Le richieste erano state fatte in base a temi molto importanti quali caporalato, i flussi, la concorrenza sleale, la sorte della società Chioggia Ortomercato del Veneto e il bando, oltre che la posizione delle organizzazioni agricole di rappresentanza. Temi importanti eppure tali commissioni non sono state convocate. Ricordiamo, a parte, che molti lamentano la mancanza di commissioni negli ambiti spettanti alla prima commissione consiliare. Parla al condizionale Palo, avrei voluto, dice, avrebbe voluto ma non l'ha fatto al congresso in quanto ospite e per l'educazione ricevuta. Lo fa però attraverso un post sui social e ora attraverso anche il nostro giornale, in quanto ritiene che un grande partito qual è Forza Italia, a cui sono stati posti questi quesiti, le risposte dovrebbe darle. Biasion Soccorso Stradale, convenzionata con le principali assicurazioni di assistenza stradale, garantisce il soccorso 24/24, 7/7, con professionalità e competenza. Carrozzeria Biasion e anche molto altro a Piove di Sacco, Padova, Ponte San Nicolò, Cavarzere, Chioggia, Campolongo Maggiore.